possono lanciare messaggi importanti anche attraverso una semplice gara di castelli di sabbia in spiaggia in una domenica di fine agosto. Così, da oltre 30 anni nel cammino di preparazione alla festa patronale, la parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante propone la simpatica sfida. I partecipanti nell'edizione 2019 sono stati da record. Sì, 18 castelli, è stato il numero record della festa di San Bartolomeo, della gara dei castelli di sabbia. Non c'è solo ragazzi del posto, della parrocchia, ma sono tantissimi persone, villeggianti che vengono un po' da tutte le parti, che sono qui in vacanza nei nostri posti. La fantasia non è mancata, ricorrente il messaggio ecologista senza trascurare l'attualità delle migrazioni, il richiamo a personaggi dei cartoni animati al lavoro dei campi estivi. L'idea vincente è legata all'anniversario dello sbarco sulla Luna. Le notizie sono arrivate in TV un po' da tutte le parti e mi è venuta l'idea di fare qualcosa sulla Luna. Piano piano abbiamo sviluppato tante idee, però quella che ha scelto l'idea vincente è stata Mara. Abbiamo pensato insieme alla Dani, ieri a mezzanotte e mezza ci siamo incontrate, come costruirla e realizzarla, ci siamo mandati qualche disegno tramite telefono e alla fine abbiamo realizzato il progetto. Secondi classificati ex aequo la bambina sbranata dallo squalo e la tartaruga strozzata dalla plastica. Terzo posto per il dromedario e le specialità liguri. Abbiamo voluto rappresentare innanzitutto la focaccia, poi un mortaio con del pesto e un canestrello. Invece nella parte alta si trova una padella con un'acciuga dentro. L'anno scorso abbiamo fatto un coccodrillo e quest'anno volevamo un po' cambiare, allora abbiamo guardato su internet e abbiamo deciso quello perché ci piaceva. Per la comunità parrocchiale sestrese un momento gioioso di aggregazione. Vedete che tutti sono coinvolti. Non sono i nostri ragazzi, anche da altre parti, altre parrocchie tutti sono coinvolti, quindi un bel segno di aggregazione e di accoglienza.